Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Blitz antimafia nel siracusano contro il clan Nardo, 12 arresti, voto di scambio, estorsioni e droga, le accuse ai domiciliari, l'ex deputato regionale Sorbello. Minaccia un minorenne, lo costringe a fare il pieno alla sua auto, arrestato a Catania un 24enne. Donna di 56 anni muore dopo essere stata rimandata a casa 2 volte all'ospedale di Caltagirone. I familiari presentano una denuncia. Laureati ma senza un valido titolo di studio. Dopo la denuncia di alcuni studenti, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo sull'università italo-bosniaca non riconosciuta dal Ministero. Lavoro, finisce l'era del precariato in Sicilia anche per gli ex contrattisti impiegati nei comuni in dissesto o predissesto. Arriva la norma che consente la loro stabilizzazione. Catania respira, 2500 nuovi alberi per rendere più verde la città, uno per ogni bimbo nato l'anno scorso. A piantare il primo il sindaco Trantino. Calcio, il Catania è la priorità di Pelligra. Il presidente rossazzurro conferma il suo sostegno economico al club e ribadisce l'interesse per Torre del Grifo. Bentrovati. Duro colpo al clan Nardo, costola dei Santa Paola Ercolano, che opera nella zona nord del siracusano. 12 persone arrestate, tra cui anche l'ex deputato regionale Pippo Sorbello. L'organizzazione seminava il terrore soprattutto tra gli imprenditori agricoli. Francesco Aloi. Estorsione, detenzione di armi e stupefacenti, scambio elettorale politico-mafioso. Sono solo alcune delle accuse contestate ai 12 arrestati, 10 finiti in carcere, esponenti del clan Nardo, costola dei Santa Paola Ercolano. Tra di loro c'è anche Pippo Sorbello, ex deputato regionale e candidato sindaco di Meliglia alle scorse amministrative. Avrebbe ricevuto dei voti in cambio di denaro e in cambio della promessa di facilitare o comunque attivarsi per la scarcerazione del figlio di un affiliato. Gli indagati avrebbero estorto soldi e generi alimentari a diversi imprenditori agricoli o esercenti commerciali, ma secondo chi indaga li obbligavano anche a pagare un servizio di guardiania per i terreni agricoli, gli stessi dove doveva pascolare il bestiame degli associati al clan. Sempre nella zona nord della provincia, a seguito di un furto di un mezzo da lavoro o di un mezzo agricolo, poi pretendevano una somma di denaro per la restituzione. Chi si rivolgeva alle forze dell'ordine veniva chiamato e minacciato. Le telefonate partivano anche dal carcere. Uno degli affiliati minacciava le persone che avevano osato denunciare o che comunque si ribellavano. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Catania, sequestrati 2 fucili, una pistola ed 11 kg di droga. A Catania ha minacciato un minorenne costringendolo a pagare il pieno di benzina alla sua auto per quasi 100 euro. È l'accusa mossa dalla procura a un 24enne arrestato oggi per estorsione aggravata. I fatti risalgono al 2 gennaio scorso. Il distributore si trova all'angolo tra Viale della Libertà e via Pietro Mascagni. E adesso un caso di presunta malasanità. Una donna di 56 anni è morta dopo essere stata rimandata a casa 2 volte dall'ospedale di Caltagirone. I familiari hanno presentato una denuncia contro questo presunto caso di malasanità. Lorena Dolci. Costretta a un'odissea da un ospedale all'altro tra dolori atroci. Sono le ultime ore di vita di una donna di Niscemi, Silvana Perticone, 56 anni, morta il 21 febbraio scorso all'ospedale di Vittoria nel Ragusano. Per ben 2 volte nell'arco di 24 ore tra lunedì e martedì 20 febbraio la donna viene accompagnata all'ospedale di Caltagirone. Lamenta forti dolori intestinali e vomito. Viene visitata dai medici che tutte e 2 le volte la rimandano a casa, dimessa con la prescrizione di una cura domiciliare. La cura però non ha alcun effetto, non è un semplice mal di pancia. La donna continua a vomitare e a stare male, così riprende il suo calvario. Prima viene portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, viene nuovamente visitata. Questa volta i sanitari ritengono la situazione allarmante, la vogliono sottoporre ad una TAC, ma l'attrezzatura non funziona. L'ambulanza riparte verso l'ospedale di Ragusa. Solo a questo punto la TAC rivela la gravità della situazione.
operazione. Nuova corsa indietro all'ospedale di Vittoria, dove Silvana viene operata d'urgenza all'intestino, ma ormai è tardi. La donna muore. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, convinti che un tempestivo ricovero avrebbe potuto salvarla. Chiedono di conoscere esattamente la causa del decesso e di fare chiarezza su un presunto caso di malasanità. 5 ragazzi sono stati denunciati dalla polizia per aver ripreso un minorenne mentre compiva un atto di autoerotismo in un'abitazione e per aver diffuso il video anche tra i compagni della classe frequentata dalla vittima. A presentare denuncia è stata la madre del ragazzino. A segnalare inizialmente il video al referente per episodi di bullismo dell'istituto è stato un compagno di classe della vittima. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo sull'università online che ha rilasciato titoli su professioni sanitarie senza valore in Italia. Diverse le denunce di studenti che si erano iscritti all'università italo-bosniaca. Sentiamo Marco Gullà. Un'inchiesta che si allarga a macchia d'olio, giorno dopo giorno. Il Bosnia Gate sull'università fantasma svelato dal quotidiano Repubblica ogni giorno viene arricchito da nuovi capitoli. Dopo le denunce di alcuni studenti dell'università Giammoneta alla Guardia di Finanza, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo nei confronti dei vertici e dei legali rappresentanti dello pseudo Ateneo italo-bosniaco che sfornava laureati in medicina e professioni sanitarie non riconosciuti. Diverse le ipotesi di reato. Sull'argomento il procuratore aggiunto Massimo Palmeri e il sostituto Vincenzo Amico mantengono il più stretto riservo. Gli inquirenti stanno esaminando le indicazioni offerte dai ragazzi. Nei prossimi giorni sono previste le audizioni di altre persone coinvolte nella vicenda e non si escludono già le prime perquisizioni. Nella rete della sedicente università mai autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca sono finiti giovani siciliani, campani, calabresi, toscani e lombardi, un circuito fantasma. Le lauree e i titoli di studio rilasciati agli studenti dell'Università di Gorazde sono privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. Il Ministero ha infatti detto di non aver mai autorizzato appunto questa università a operare in Italia e dunque i titoli rilasciati ai suoi studenti non hanno alcun valore né ai fini accademici né ai fini professionali. Tali titoli non sono riconosciuti né da altro ateneo né da altra autorità pubblica. Si è appena chiuso il bando per la vendita dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Sull'affare c'era anche l'interesse del presidente del Catania Pelligra. Lo ha confermato oggi in conferenza stampa. Ascoltiamolo. Sì, Termini Imerese è chiaramente, come abbiamo detto, un affare che potenzialmente può interessarci. Ci sono delle discussioni in corso. Chiaramente ci sono numerosi criteri che stiamo valutando con il mio team per decidere se, mettere il punto esclamativo riguardo queste acquisizioni, non solo in Sicilia ma anche fuori dall'Italia. Tuttavia ci tengo a rimarcare, a sottolineare che si tratta di investimenti separati. Ciò che facciamo in campo calcistico è sicuramente una priorità. Vedremo come gruppo cosa fa, però ripeto, il calcio è la cosa più importante per noi, è separato rispetto al resto. Finisce l'era del precariato in Sicilia anche per gli ex contrattisti impiegati nei comuni in dissesto o predissesto. Una norma inserita nel milleproroghe nazionale permette la loro stabilizzazione nell'arco del 2024. Manlio Viola. Si apre uno spiraglio di stabilizzazione per 1.429 precari delle amministrazioni pubbliche siciliane che dal 2018 temono di veder vanificati 25 anni di lavoro e hanno vissuto momenti durante i quali a rischio c'è stato persino il loro stesso lavoro, pur precario. Si tratta dei precari sfortunati rispetto a tanti colleghi perché assegnati negli anni a comuni che si sono poi trovati in condizioni di dissesto o predissesto o in piano di rientro del debito con il conseguente blocco delle assunzioni. Una norma inserita nel decreto milleproroghe potrebbe adesso mettere la parola fine al loro precariato. Sono nel complesso questi 1.429 persone che potranno essere interessate nei percorsi di stabilizzazione. Nel dettaglio 300 operano all'interno dei comuni in fase di riequilibrio, 612 in comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario, mentre ulteriori 517 sono utilizzati in virtù della legge regionale 5 del 2014 in enti controllati. La norma permette di applicare anche a loro quanto previsto per i colleghi degli altri comuni e delle altre amministrazioni pubbliche che vanno dalle ASP alle aziende
aziende partecipate dai tribunali fino all'amministrazione regionale. Per circa 1.200 di questi 1.429 il 31 dicembre si erano conclusi gli ultimi contratti e una trentina di comuni non avevano potuto né procedere alla stabilizzazione né rinnovare l'impiego precario. Per tutti è scattata adesso la possibilità di una proroga per tutto il 2024 e viene autorizzato il percorso di stabilizzazione in deroga ai vincoli finanziari da completare entro lo stesso anno, al 31 dicembre di quest'anno dunque. I prossimi passaggi dipendono adesso dalle singole amministrazioni. Via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Unione Europea che regolano la protezione delle indicazioni geografiche. Tra queste, molte sono siciliane. Luca Ciliberti. Il parmigiano reggiano, il prosecco, ma anche l'arancia rossa, l'olio extravergine di Sicilia e i pomodorini del sud-est dell'isola. Esiste un mercato alternativo di prodotti contraffatti spacciati per Made in Italy, il cui giro di affari è stimato per circa 60 miliardi di dollari. Una truffa che colpisce direttamente i produttori, così il Parlamento europeo ha adottato un nuovo regolamento che contiene misure per proteggere le indicazioni geografiche con azioni amministrative e giudiziarie anche online tramite chiusura e geoblocking dei siti commerciali fraudolenti. C'è un sistema in sostanza che blocca i siti internet quando ci sono dei prodotti IG che vengono messi sui domini internet ma che sono copiati. Le fake news delle WGP non esisteranno più, almeno nei confini dell'Unione Europea. Il regolamento consentirà ai produttori delle indicazioni geografiche di prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali pregiudizievoli con il conseguente abbassamento dei prezzi. Un testo unico sulla qualità europea, quindi un importante provvedimento che mette assieme tutto il sistema delle regole per i prodotti certificati. DOP, IGP ed STG. Le novità che introduce il regolamento sono tante, innanzitutto più forza ai consorzi di tutela, quindi più capacità di essere sul mercato, di tutelare meglio i prodotti, abbiamo eliminato alcune storture come il Prošek o l'aceto balsamico sloveno. Per avere una idea dei numeri che genera il marchio IG, basti pensare che con le sue 3.500 voci produce quasi 80 miliardi di euro di fatturato. I prodotti recanti un'indicazione geografica hanno spesso un valore di vendita pari a circa il doppio di quello di prodotti simili senza certificazione. 2.500 nuovi alberi a Catania, uno per ogni bimbo nato nel 2023. È il progetto Catania Respira, presentato oggi dal sindaco Trantino che, armato di pala, ha piantato il primo albero. Desiree Ferdito. 2.500 nuovi alberi a Catania, uno per ogni bimbo nato nel 2023, 2.500 nuove vite è il progetto Catania Respira. Il desiderio di immaginare che per ogni bambino che nasce anche un'altra vita che lo accompagnerà, che è quello di questo albero, ma cosa ancora più importante, dobbiamo dare un seguito. Quindi nel progetto abbiamo previsto per una parte che per i prossimi 2 anni vengano curati, ma soprattutto abbiamo lanciato l'idea insieme a Confcommercio, insieme a Confesercenti, alle associazioni ambientaliste, alla Consulta del Verde, che ognuno si prenda cura di un pezzo della città, quindi di un albero, simbolicamente che ogni esercizio adotti un albero. Tieni pulito l'uscio della tua casa e tutto sarà sempre pulito, così oggi il sindaco della città etnea alla presentazione dell'iniziativa che prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali della città che si prenderanno cura dei nuovi alberi piantati. Trantino ha ribadito l'importanza di trasformarsi, di essere tutti parte di un progetto che renderà la nostra città meravigliosa. L'iniziativa è in linea con l'approccio della Green City attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità. Catania Respira, già nella fase realizzativa, pone particolare attenzione alle periferie. La città è tutta, la città è quella vissuta dai residenti, da chi viene a lavorare, è tutta, e quindi simbolicamente sì, veniamo in periferia perché è sicuramente la parte di territorio più che si sente più abbandonata, ma l'attenzione è massima dappertutto. 500 alberi verranno piantati grazie all'utilizzo dei fondi PON in Corso Indipendenza, Viale Mario Rapisardi, oltre che in via Plebiscito e via Androne. Più di 45 ettari di arbusti e alberi di forestazione e riforestazione verranno invece piantumati tra il Boschetto della Playa e Librino grazie ai fondi del PNRR. E il sindaco di Catania Enrico Trantino sarà ospite della trasmissione subito dopo il nostro telegiornale alle 14.30 con Michele Cucuzza per la rubrica Lo dico al sindaco. Risponderà alle vostre domande, ai vostri quesiti, alle vostre osservazioni. Quindi l'appuntamento è subito dopo il nostro telegiornale. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco.
America la monogamia sta perdendo appeal e il poliamore spopola. Più partner contemporaneamente, alla luce del sole e con il consenso di tutti. Abbiamo visto cosa ne pensano i siciliani. Desiree Ferlito. Allora, tu mi devi dire con estrema franchezza se questa crisi dipende da noi due oppure se c'è una terza persona che si è intromessa. Tu me lo devi dire guardandomi negli occhi, fissandomi negli occhi. Fissandomi negli occhi. La monogamia è sempre più in crisi e se una volta si parlava di terzo incomodo, ora si parla di poliamore, ossia quella forma di relazione romantica o meramente sessuale in cui le persone coinvolte costruiscono legami sentimentali o intimi a lungo termine con più partner contemporaneamente, alla luce del sole, col consenso di tutti. L'onda arriva dall'America, dove le relazioni non monogame socialmente accettate sono in crescita, soprattutto tra i giovani. Ma cosa ne pensano i siciliani? Finché si è giovani è giusto anche divertirsi. Bene, per provare anche nuove, esperienze. Assolutamente, non darsi limiti. Ci sono persone che sono fedeli ai mariti o alle mogli, ci sono persone che sotto banco fanno sempre il cervo a primavera. Male. Perché? Male, io sono proprio a secco fallo, perché non lo so, non mi piace questa cosa. Ma perché se vanno a campare? Oggi non ci fanno campare se ne uno, per talone. La verità è, non è che a travagliare H24 e poi... In America solo il 58% della popolazione crede ancora nella monogamia tradizionale e vorrebbe o ha già una relazione di questo tipo, convinto che offra esperienze sessuali romantiche più complete. In realtà però questo genere di relazioni non sono così semplici da gestire. Da un lato è liberatorio, stimola intimità e connessioni, ma può certamente essere emotivamente e logisticamente difficile da gestire. Se c'è amore si va avanti, se non c'è amore ognuno per i fatti suoi e poliamore per sempre. Un marito o una moglie? Basta. Basta e avanza. Sì. Ah, lui invece... Un grande artista non muore mai. Sono 12 anni senza Lucio Dalla, ma il suo ricordo resta vivo nei cuori di tutti, un'eredità artistica che nessun testamento può dividere. Tonino D'Amano. Gli amanti della musica leggera. 50 anni di carriera sono rappresentati da una eredità di canzoni che sfidano il trascorrere del tempo e a volte lo fermano. Quanti che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande. E il Belvedere a Milo, città del vino e della musica, è simbolicamente la sua piazza grande. Lui che dalla vivace e caotica Bologna si rifugiava sulle pendici dell'Etna a godersi un doppio spettacolo, l'azzurro dello Ionio e il rosso della lava. L'amico Franco Battiato non era molto distante, erano vicini di casa e che casa, una villa con letto panoramico che si spostava per non perdere di vista il vulcano. Vulcani di idee, osservatori attenti e scrupolosi, sguardi curiosi, lucidi, parolieri che hanno incantato ed estasiato milioni di persone. Oggi Dalla e Battiato sono sempre vicini, ma quella piazza a Milo non è più la stessa, sembra più piccola e soprattutto più vuota. E per riempirla ed alimentare ricordi e nostalgia sono state piazzate due strutture in bronzo ad altezza d'uomo che li ritraggono vicini e universali. Poco più sotto c'è il bosco, Attenti al lupo, scritta dal suo amico Ron, nasce proprio a Milo per poi arrivare in ogni angolo del mondo, una sconfinata eredità che nessun testamento può dividere. Con l'aiuto del buon Dio stanno sempre attenti al lupo. Breve pausa e poi parleremo del calcio, del Catania e della conferenza stampa di Ross Pelligra. A tra pochissimo. Ed eccoci alla pagina dedicata al calcio, dal centro sportivo fino agli investimenti, quelli presenti ma anche quelli del futuro per la squadra, ma non solo. Oggi in sala stampa ha parlato il presidente del Catania, Pelligra. C'era per noi Marco Carli. La settimana delle parole in casa Catania, dopo il vicepresidente Grella e un'indispensabile vittoria con Rimini, ecco l'atteso turno del presidente Pelligra. Tanti temi sul tavolo, per esempio il centro sportivo, ci vorrà del tempo, l'idea è sempre quella di una struttura nuova, ma intanto c'è il Massimino insieme al Cibalino. The question of
Noi al momento guardiamo assolutamente al bicchiere mezzo pieno, ovvero utilizziamo le strutture che sono a nostra disposizione nel breve termine, però assolutamente nel lungo termine vogliamo fare sì che un centro sportivo venga consegnato alla squadra, alla società e alla città. Ci saranno 2 nuovi ingressi nel CDA societario. Non andrò a rivelare chi sono questi 2 membri che si aggiungeranno al Consiglio di amministrazione oggi. Tuttavia quello che posso anticiparvi è che si tratta di persone che hanno esperienza concreta in ambito calcistico, persone che non sono in grado semplicemente di, come diciamo a Catania, calare la testa, abbassare la testa, ma saranno in grado di effettuare, darci feedback. Per quanto riguarda le sinergie con i club esteri acquisiti da poco, Pelligra ribadisce che i percorsi sono autonomi e poi parla ancora degli investimenti sulla squadra. Io non ho investito solo per questa stagione, ma ripeto, ho investito per il futuro e per risultati che vanno oltre questa stagione. Chiaramente i risultati non sono stati sempre ideali quest'anno, ma pensando ad accadimenti come quello di mercoledì, quando abbiamo vinto quella straordinaria partita contro il Rimini con una squadra sicuramente molto forte, ci fa essere ottimisti per il futuro. Domani pomeriggio il Messina gioca a Brindisi contro l'ultima in classifica del campionato di Serie C. Giallorossi alla ricerca di una vittoria per avvicinare il traguardo della salvezza diretta. Assenti Pacciardi e lo squalificato Firenze. Sergio Colosi. Il futuro in 9 giorni. Domani a Brindisi, mercoledì 6 marzo il Crotone e domenica 10 a Benevento. 3 gare ravvicinate che potrebbero scrivere la parola fine sul discorso salvezza e aprire nuovi scenari più interessanti e certamente inattesi. Quello in Puglia, secondo la classifica, sembra l'impegno più abbordabile dei prossimi 3. Il Brindisi, ultimo con 17 punti e una penalizzazione in arrivo, si gioca le residue speranze di evitare un immediato ritorno in Serie D. L'ultima vittoria risale al 10 dicembre, 0-2 a Sorrento e da quel momento 7 sconfitte e 4 pareggi. Cambi tecnici in serie, squadra ricostruita a gennaio, rottura tra società e tifoseria, peggiore attacco con 18 reti e difesa più battuta dei 3 gironi con 52 gol. Sono tappe e numeri di un percorso in caduta libera. Il Messina dell'andata, sconfitta a sorpresa dal Brindisi al Francoscoglio, era un'altra squadra rispetto all'attualità, ma deve evitare distrazioni e cali di tensione, primi avversari in situazioni simili in un ambiente da ultima spiaggia. Squalificato Firenze in ripresa ma non ancora pronto Pacciardi, alla 6ª assenza consecutiva, rientra Manetta nell'11 titolare. Gli unici dubbi in attacco, dove Zunno potrebbe agire da falso 9 per fare spazio a Ragusa sulla fascia con Plescia inizialmente in panchina. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi ricordo la rubrica, l'appuntamento con il sindaco subito dopo questo TG. Grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio.